Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, è stata premiata a Capo d'Orlando durante la 7ª edizione della manifestazione denominata Mondo Donna. L'evento, organizzato dalla Proloco della città messinese e dell'Accademia della Musica, è stato patrocinato dal Comune. I premi concessi sono stati 11 secondo il settore di competenza. Ida è stata scelta per il premio Donne e Politica. Abbiamo scelto Carmina, ha spiegato Salvatore Monassa, ideatore del premio e presidente della locale Proloco, per quello che ha fatto. Un sindaco che ha trovato la città in dissesto e che ha dovuto fronteggiare la pandemia del Covid-19, quindi il fenomeno migratorio, una donna che con grande energia ha saputo affrontare queste problematiche con una squadra di giovani assessori e che ha avuto una grande forza d'animo e caratteriale senza cedere a facili critiche. Tra le premiate anche Giovanna Botteri, giornalista della RAI, Concetta Cassilletti, biologa, Daniela Gaimo per la musica classica, Roberta Sava per la musica leggera e tante altre. Ma questa sera lo sapete, l'applaudono anche quelle che non sono del suo orientamento politico? Allora, io penso che la politica sia una così alta forma di dedizione e di servizio alla società che non bisognerebbe guardare alle fazioni politiche ma al servizio che si rende. Complimenti! Anzi, è brutto quando si guarda, cioè, piuttosto che ai problemi, al servizio che si deve rendere al prossimo, perché diceva San Giovanni Paolo II, è la più alta forma di carità, politica, la più difficile perché ci sono anche tante tentazioni, a partire dall'amor proprio, dalla vanità dei politici, da questo esibizionismo, che davvero bisognerebbe guardare al bene comune e basta, tutti insieme in una stessa direzione, soprattutto in questa terra così piena di problemi e di necessità. Oggi più che mai si ha bisogno di amministratori che portano avanti i valori della politica sana, della buona politica, non della bella politica, della buona politica che si basa sulla passione, sulla determinazione, sulla voglia di fare, sulla voglia di credere nel bene comune. Concordo con lei, per questo con immenso piacere mi appresto a premiarla, perché tutti questi valori portati avanti da una donna sicuramente sono ancora più forti, e quindi le auguro veramente un grosso in bocca al lupo, un grosso buon lavoro, perché oggi fare politica, portare avanti i valori in questa terra è sempre più difficile. Secondo me se li fa una donna, oltre ad avere determinazione, anche un po' di gentilezza in più, e quindi può senza dubbio essere più efficace. Grazie Assessore Colombo, lo voglio ringraziare perché veramente mi è stato tanto vicino. Posso ringraziarvi? Assolutamente. Voglio ringraziare la Proloco di Capo d'Orlando, la città di Capo d'Orlando, gli amici che ho trovato qui, Giuseppina Quaternisi, ci conosciamo da quando ero ragazzina, io e pure lei, e anche il dottore Monastra che ha pensato a me. Io mi sono stupita perché io penso solo a lavorare, non sono adusa. Apposta per questo è stato premiato, perché lavora. Infatti vado solo, senza cercare, e devo dire che da sindaco ogni tanto ci vuole, perché un politico del mio paese aveva scritto sul tavolo del bigliettino che c'era: non fare del bene se non sei in grado di sopportare l'ingratitudine. Solo una cosa, dedico questo premio a mio padre, è il primo premio che io ricevo, lo dedico a mio padre perché lui sempre credeva fortissimamente nell'impegno delle donne in tutte le dimensioni, soprattutto delle donne nella politica, e mi ha educato ai valori. Non l'ho scritto che l'ha spinto lui a mettersi in lista. Sì, è stato lui, mi diceva sempre, mi richiamava alla parabola dei talenti, perché ciascuno di noi ha dei talenti speciali, e qua stasera sono state premiate donne che hanno talenti in tante dimensioni, ed è giusto che tutti noi ci offriamo questi talenti alla società, perché davvero dobbiamo superare il detto di Sciascia, io ieri, che la Sicilia è una terra irredimibile. La Sicilia è irredimibile, deve partire dalle donne. Grazie.